Buongiorno, Focus Bollettino Culture Erbacee aggiornamento. Frumento, malattie fungine del frumento. Le piogge sono arrivate, anche abbondanti, soprattutto sulla parte orientale del territorio, e il rischio di danno da malattie fungine su frumento è rimasto basso per tutte le malattie sulla gran parte del territorio regionale, a parte la parte orientale del nostro territorio, come si può vedere dalle mappe. Il consiglio è di entrare a fare il trattamento coprendo soprattutto la ruggine gialla, che è l'unica malattia che ha un rischio effettivamente elevato. Per capire quali sono i prodotti più adatti contro la ruggine gialla, verrà pubblicata nel prossimo bollettino, a breve, una tabella per orientarsi in modo concreto. Quindi troverete sul bollettino sia la mappa con il livello di rischio nelle diverse località ed anche una tabella per orientarsi sul tipo di trattamento da fare dove la ruggine gialla ha effettivamente un elevato rischio di causare danno alla cultura di frumento. Notue, continua l'accumulo di gradi calore della sommatoria termica, i valori sono comunque ancora bassi e quindi non c'è rischio particolare, malgrado siano arrivate ulteriori farfalle dal sud. Quello che si può dire adesso è continuiamo a registrare dove i terreni hanno una buona copertura vegetale oggi, perché quando sarà il momento saranno i primi da monitorare. Sempre nel bollettino troverete gli aggiornamenti sulla sommatoria termica. Colza. Il nostro panorama sta cambiando perché ove presente la colza sta fiorendo ed è un meraviglioso paesaggio. Dobbiamo ricordarci comunque che se trattamenti dovevano essere fatti, oggi non si possono più fare perché essendo in fiore la colza dobbiamo proteggere la nostra entomofauna e quindi non è più possibile intervenire particolarmente con insetticidi sul colza. Buona giornata!